La giornata del cuore. Anche quest'anno la World Heart Foundation, insieme alla UNESCO e all'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha dedicato una giornata alla salute del cuore. La ricerca sulle malattie cardiovascolari ha fatto molti passi in avanti, ma nel Veneto si registrano ancora 2500 infarti all'anno. Nella provincia di Treviso sono 500 quelli acuti trattati in ospedale, con una percentuale di decessi pari al 4%. Grazie alla rete emergenza-urgenza SUEM 118, attiva in provincia a Treviso, Conegliano e Castelfranco, un'equipe attiva 24 ore su 24, 16 in tutto le unità nella nostra regione. Qualunque cittadino veneto, ovunque si trovi all'interno del territorio, viene portato nell'emodinamica più vicina. Sono 16 quelle allertate che attivano la sala e operano immediatamente, annullando o riducendo enormemente il rischio di infarto. La percentuale dei decessi sale al 30% sugli infarti extramoenia, stimati in circa 200 casi nel 2013. L'arma più efficace contro queste malattie dunque resta la prevenzione. Smettere di fumare, avere un'alimentazione di dieta mediterranea e camminare mezz'ora al giorno cambia il proprio destino da un punto di vista di salute. Oggi i cardiologi utilizzano come metodo diagnostico il rischio coronarico globale, un diario attraverso il quale è possibile calcolare la salute futura del cuore. Sul diario sono annotati l'età, il peso, lo stile di vita e i valori della pressione arteriosa. La giornata del 29 settembre darà la possibilità a tutti coloro che si recheranno in farmacia di cominciare questo diario. In farmacia noi, proprio per sottolineare la giornata, faremo la misurazione della pressione gratuita, la glicemia gratuita, il colesterolo gratuito, il peso corporeo e poi ad ogni paziente verrà consegnato un quaderno perché potrà annotarsi tutti i risultati che abbiamo ottenuto nella prima volta, ma poi per le volte successive.